Guarda, avevo 5 anni di più minimo. Lo sapevo che stavo male, lo sapevo. Valerio! Valerio! Che è stato? Ma quanti anni hai adesso? 45 anni. Perché? Sta bene. Sta bene? Allora? E ora che barca dov'è? Quella! Non so. Quella azzurra! Quella azzurra! Vuoi quella azzurra? Il colore del cielo! Come il cielo quando è azzurro! Va bene l'azzurra allora. Signor, quella barca farà circa 20-22 nodi! Sì, non li fa neanche un motoscafo, 20 nodi. Quella, Anzi, questa, ecco. se tenti non da oltre i 7. Che si no i veiga, veramente. È proprio una bella barca! Valerio, me la compri? Allora, guarda che sì. Io me ne intendo di mappe! Metti su le mani, non se lo va a partire. Si ricorda il Nautilus? Io ero di certo a bordo quando hanno attraversato la calotta polare artica. Chi ha tracciato la rotta? Io ho tracciato la rotta. Ma ti dire noi siamo nato. All'isola del Pontatona, basta andare giù a ste bricole qua, che se qua si marca col boinisaio. Ti trovi un bivio, ti giri a sinistra e ancora a sinistra. Finché ti trovi una farda di cemento con solo una Madonnetta del mare. Una Madonnetta. La Madonnetta, la statua bianca e blu. Ho capito. Ecco, a questo punto se facile perché ti giri a destra e ti va sempre dritto. Ti arrivi a Pontatona. Naviglio sconosciuto!